Assessore Panariti, questo incontro oggi a Roma, questo tavolo per la Burgo, un prossimo appuntamento a maggio, ma anche qualche novità. Un incontro di aggiornamento richiesto dalle organizzazioni sindacali dopo l'incontro che c'era stato ad ottobre per avere indicazioni dall'azienda su quello che è stato il percorso seguito per individuare eventuali partner per garantire quella che è la continuità produttiva della linea 2. L'azienda ha dato conto del percorso fatto fino ad ora e delle aziende che sono state interessate e sono in corso approfondimenti per quanto riguarda un'azienda interessata a garantire la continuità produttiva della linea 2. In questo percorso la Regione analizzerà insieme all'eventuale nuova azienda tutti quelli che sono gli strumenti necessari per supportare il piano industriale e per ragionare su quelle che sono le politiche attive del lavoro, e ricordo ancora che proprio pochi giorni fa è stata erogata la prima tranche di intervento regionale per quanto riguarda il contratto di solidarietà. Un nuovo incontro l'8 maggio in cui contiamo di avere indicazioni più precise su quello che sarà il percorso per garantire il livello occupazionale e la produttività della linea 2.